Nessun festeggiamento né brindisi per i 60 anni d'attività del mercato ittico di Chioggia, centro nevralgico del settore dell'Alto Adriatico. Una scelta sobria in segno di rispetto. Abbiamo comunque deciso di essere presenti oggi perché è importante, 60 anni di attività del mercato che non è solo un mercato, secondo me, ma è qualcosa di più, è un simbolo della città, ma direi di tutta la filiera dell'ittico. Il mercato ittico di Chioggia infatti è la prima flotta a livello nazionale, ha oltre 300 natanti. Chiaramente abbiamo sofferto non poco i periodi di marzo, aprile e maggio come tutti, ma siamo sempre riusciti a rimanere aperti, abbiamo avuto una riduzione del fatturato di oltre il 50%. Avevamo ripreso bene l'attività, andava molto bene a settembre, ottobre, purtroppo questo nuovo stop forse ridurrà indubbiamente il nostro fatturato, soprattutto con la chiusura la sera dei ristoranti. Confido che questa chiusura sia limitata nel tempo. Il mercato di Chioggia è un'istituzione a livello nazionale, vanta rapporti e scambi internazionali. A me piace definire Chioggia capitale della pesca per una serie di fattori che sono veramente emblematici per la nostra città. Molto è stato fatto per tenere vivo il mercato, abbiamo avuto anche la difficoltà nel periodo Covid, ma adempiendo alle prescrizioni del piano sanitario con la mascherina, con la misurazione della temperatura, limitando il numero degli operatori, è riuscito ad operare anche nel periodo di quest'inverno di chiusura e quindi sempre produttivo e sempre attivo, un orgoglio. Come amministrazione stiamo cercando di portare delle innovazioni, come ad esempio abbiamo dei progetti finanziati con fondi europei per la digitalizzazione. Vorremmo nel nostro piccolo diventare un Amazon della pesca. All'anniversario sono intervenute le principali cariche istituzionali del territorio, tra cui l'assessore regionale Corazzari. In un momento difficile in cui i mercati sicuramente sconteranno l'emergenza coronavirus, dobbiamo sostenere ed essere vicini ai nostri imprenditori nel mondo della pesca, perché sappiamo bene come oggi questa rappresenti una risorsa da sfruttare e da sviluppare. Un comparto che dimostra di essere all'altezza delle sfide del mercato, che però in questo momento merita di essere sostenuto. Durante l'evento è stato dato spazio anche alla vicenda dei pescatori di Mazara del Vallo prigionieri, con un flash mob. I relatori presenti hanno esposto un cartello con scritto "Libertà per i pescatori rapiti in Libia".